Un'oasi nelle valli concordiesi. È stato firmato un protocollo d'intesa questa mattina tra diversi enti, tra cui la provincia, il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta e il Comune di Concordia Sagittaria. Sentiamo nell'ordine il vicepresidente della provincia di Venezia Mario Dalla Torre, il presidente del Consorzio di Bonifica Gianluigi Martin e Marco Geromin, sindaco di Concordia Sagittaria. Sì, noi andiamo a contribuire con 50.000 euro a completamento di un'oasi più generale con un intervento su 8 ettari di prato umido di fatto che ha una funzione diciamo di area, di svernamento, di passaggio per la caccia, ovviamente per tutte quelle specie avifaune che in questa realtà sono molto presenti e quindi assieme poi alle associazioni venatorie collaboreremo per far sì che questo diventi un punto naturalistico importante. Innanzitutto mi fa piacere che le due amministrazioni, sia la provincia che il comune di Concordia, abbiano fatto ponte su di noi per la nostra professione di bonificatori, però anche di un ente attento all'attività ambientale. I nostri tecnici già da anni sono impegnati su progetti ambientali e quindi oggi abbiamo firmato questo accordo di programma che vede nell'arco di 5-6 mesi il termine dei lavori, quindi durante l'estate ci sarà il termine dei lavori e credo poi il taglio del nastro per la consegna all'attività della manutenzione e della gestione del sito. È un altro tassello che aggiungiamo a un progetto che è già iniziato diversi anni fa con la valorizzazione ambientale e paesaggistica della zona di Sindacale, una frazione di Concordia che noi riteniamo importante proprio per la sua, dove è situata, cioè in prossimità delle valli, la Valle Vecchia e delle valli di Caorle. È un tassello ulteriore che aggiungiamo, ne abbiamo già pronto un altro che si sta accostando, che è quello della realizzazione di alcuni percorsi didattici all'interno del Bosco delle Lame e la realizzazione di alcune altane per l'osservazione della fauna del territorio.